Arancina palermitana. Essa consiste in una palla di riso della stessa densità di un'incudine e del diametro di 8-10 cm, che raggiunge anche i 15 cm nella sua forma più aulica dell'arancina bomba. Tale impasto, successivamente, viene fritto nell'olio. Tuttavia, per raggiungere un maggior gusto, l'olio deve essere stato riutilizzato così tante volte da assumere le stesse caratteristiche ed effetti del plutonio. Al suo interno viene immesso del condimento, principalmente ragù, mozzarella e piselli, che può raggiungere temperature simili a quelle del nucleo terrestre. Quando il siculo raggiunge con voraci morsi tale nucleo, è come se raggiungesse prima il paradiso estatico del gusto e in seguito l'inferno corporeo durante la digestione. L'arancina è l'unico alimento che ha un patrono, Santa Lucia, che cade il 13 dicembre. In questo giorno, per compensare alla mancanza di pane e pasta, a cui si rinuncia per fare fioretto, si mangiano arancine di tutte le dimensioni, forme e contenuti: carne, burro, funghi, salmone, cioccolato. Immaginatevi cosa è capace di mangiare un siculo nei giorni di festa. In questo giorno il siculo è capace di mangiare una quantità tale di arancine da subire una profonda mutazione genetica che lo accompagnerà sino a dopo le feste natalizie, la non tanto mitologica arancina chipiere.